Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Lo yacht affondato in 60 secondi. Un video riprende il momento del naufragio a Porticello. I sommozzatori sono riusciti ad aprire un varco per arrivare alle cabine dello scafo sommerso a 50 metri di profondità. Si cercano ancora i 6 dispersi. A Brucoli, nel Siracusano, una tromba d'aria ha trascinato una barca a vela sulla scogliera. All'interno una famiglia catanese, fortunatamente sono tutti salvi. L'appello della Guardia Costiera al nostro TG: guai a sottovalutare il mare. Cenere dell'Etna, la rivolta dei sindaci della fascia sotto il vulcano contro Roma e Palermo. Chiedono risorse per liberare le strade e parlano della situazione insostenibile. Cateno scatenato. Il sindaco di Taormina trova un motore di un condizionatore tra i resti dell'antico ginnasio romano. Adesso è caccia ai responsabili. Oltre 1 miliardo di metri cubi di gas viene estratto dall'ENI nel giacimento Argo Cassiopea al largo delle Coste Gelesi. Immenso nella rete, contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Calciomercato, Sirigu potrebbe tornare al Palermo, il portiere sostituirebbe l'infortunato Gomis. In Serie C il Catania libera Buà, corteggiato da diverse squadre di Serie B. Ancora buonasera. Parliamo e apriamo il nostro telegiornale con il naufragio di Porticello nel Palermitano. È stato aperto un varco nello scafo che si trova a 50 metri di profondità. I sub adesso cercano le 6 persone disperse nella notte d'inferno in cui il mega yacht è stato travolto dalla tempesta. Momenti tragici ripresi anche dalle telecamere di sorveglianza di un'abitazione privata. Vediamo il servizio di Eva Spampinato. La luce dell'albero maestro del mega yacht che scompare in 60 secondi, inghiottito dalle onde del mare in tempesta e spezzato dalla furia della tromba d'aria. Ecco le immagini della tragedia del naufragio della Bayesian al largo delle acque di Palermo. Questo video delle telecamere di sorveglianza di una abitazione privata di Porticello sta facendo il giro del mondo. L'apertura dei principali siti di informazione internazionali, dove subito è esplosa la notizia del naufragio del veliero di lusso in cui viaggiavano importanti nomi della finanza inglese e altrettanti importanti ospiti. Erano 22 in totale. E tra le cabine del mega yacht che i sub del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco cercano i corpi dei dispersi. 6 persone, tra cui il miliardario Mike Lynch e la figlia diciottenne, e altri 4 ospiti della crociera di lusso, tra cui Jonathan Bloomer, il presidente della più importante banca d'affari, la Morgan Stanley International. Dopo la prima immersione dei sommozzatori, nel corso della quale è stato recuperato il corpo del cuoco Riccardo Thomas, le operazioni sono riprese stamattina all'alba, quando i sub sono riusciti ad aprire un varco nello scafo a 50 metri di profondità. Dopo aver ispezionato il ponte di comando, che è all'aperto, gli speleo sub si sono calati nel salone principale da una scala interna. All'interno del veliero, completamente allagato, galleggiano ogni sorta di oggetto, dai cuscini agli utensili, dai piatti alle sedie. La visibilità è ridotta. Dunque ogni mossa sbagliata potrebbe essere fatale. L'accesso allo scafo è difficile, racconta Marco Tilotta. Penetrare all'interno, scendere nel vano di sotto per le scale strette e andare in tutte le cabine per analizzare centimetro per centimetro è un lavoro veramente duro e difficile. Al momento non sono stati ancora individuati i corpi dei 6 dispersi. È probabile si trovino nelle cabine al ponte inferiore, dove ancora non sono arrivati i sub. Un affondamento da considerarsi senza precedenti, commenta ai media del Regno Unito l'esperto di salvataggi in mare Matthew Shank. È una sorta di fatto senza precedenti per una imbarcazione di quelle dimensioni, certificata e utilizzata ai fini commerciali, subire un evento così significativo in condizioni meteorologiche che erano piuttosto severe a detta di tutti, ma che avrebbero dovuto essere entro i limiti della nave stessa. Intanto il resort di Santa Flavia nel Palermitano è diventato il quartier generale del post-tragedia. Sono una cinquantina tra investigatori e soccorritori gli uomini che stazionano nell'hotel. C'è anche il personale inviato dall'ASP di Palermo a supporto dei sopravvissuti. La struttura è off limits e l'accesso è consentito solo agli ospiti. Adesso arrivano anche gli ispettori inglesi per collaborare con gli italiani alle indagini sulle cause dell'incidente che ha dell'impredibile che ha causato l'affondamento dello scafo Bayesian. Il servizio di Maglio Viola.
Non è ancora tempo di parlare di indagini, piuttosto di recuperare i dispersi e assistere i sopravvissuti. È un coro unanime dall'Hotel Zagarella, dove sono ospitati gli scampati alla tragedia del Bajasan, fino ai diplomatici inglesi arrivati a Palermo, passando per le autorità italiane. L'ambasciatore, che ieri ha incontrato proprio i superstiti, oggi è andato a Porticello per assistere alle operazioni di ricerca e parlare proprio con le autorità. Dal mio cuore vorrei ringraziare l'Italia, ma anche le autorità. Ho visto la guardia costiera, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia. Ho parlato stamattina con il prefetto, ieri pomeriggio con il viceprefetto, e siamo molto grati noi britannici per tutto quello che fanno loro. Ieri i sopravvissuti hanno raccontato all'ambasciatore la tragedia, gli attimi di paura. Cosa sia successo dovrà accertarlo un'inchiesta, ma il vento di quella notte non era normale. Alle indagini lavoreranno comunque anche 4 ispettori britannici. Questo è qualcosa totalmente normale che facciamo quando una nave britannica è coinvolto in un incidente così grave. Facciamo ovunque. Loro lavorano con i loro colleghi italiani, ovviamente, ma è qualcosa totalmente normale che facciamo ovunque. Pareri discordanti anche fra i lupi di mare di Porticello, i pescatori che hanno prestato i primi soccorsi. Sulle cause della tragedia, che comunque non convince, non sono concordi neanche loro. Non un paese, una barca cimitero. Allora una tromba marina fa un buco a mare in una circonferenza 5-6 metri. Ci siamo? C'è una barca come la mia che è 12 metri, 6 metri e sotto, e 6 metri magari se ne può calare, capisci? Sì. Ma la tromba marina, una barca di quella, deve fare solo danno. Sicuramente sarà stato il contraccolpo che ha preso. Dell'ancora, quando ha agguantato l'imbarcazione, l'ha fatta piegare lateralmente. Vulgata a parte, resta la grande solidarietà, scattata immediata e per la quale i britannici non smettono di ringraziare. E come avete sentito anche da questo servizio, restano tanti gli interrogativi dietro a questa tragedia. Un esperto prova a spiegare la dinamica del naufragio, sul quale la Procura di Termini Imerese ha aperto una inchiesta. Com'è possibile che uno yacht di 50 metri, progettato per crociere di lusso, restaurato nel 2020, sia colato a picco in pochi secondi? La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per rispondere a questo e ad altri interrogativi. Tra i superstiti, qualcuno racconta che la barca si è impennata in verticale e l'albero maestro di 75 metri, il secondo più alto al mondo, si è spezzato, inclinando lo scafo che si è riempito d'acqua. Un'ipotesi ancora da verificare che Rosario Marretta, esperto di investigazioni aerodinamiche, prova a spiegare con la teoria delle oscillazioni. Un esempio per tutti è il bicchiere di cristallo. Si diceva che Ella Fitzgerald fosse capace di raggiungere o superare l'ottava di violino e quindi raggiungere la frequenza propria del bicchiere di cristallo. Tant'è vero che l'acuto di Ella Fitzgerald rompeva il bicchiere di cristallo. Cioè, se io ho un'azione che ha la stessa frequenza della frequenza propria di un corpo, il corpo comincia ad oscillare e questa oscillazione è sempre più rapida, assorbe sempre più energia fino alla rottura. A questo si unisce la furia della tempesta. Non abbiamo visto arrivare il tornado, ripete il comandante, ponendo il tema di fenomeni difficilmente prevedibili. Un evento che ha un suo nucleo di informazione così rapido è molto difficile che sia prevedibile, un po' come l'evolversi o l'inizio di un terremoto. Un inferno d'acqua su cui il Bajasan si è trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato. E pensate, qualche ora dopo la tragedia di Palermo, a Brucoli, nel siracusano, stava per accadere quasi la stessa cosa. Una tromba d'aria ha trascinato una barca a vela, però questa volta fortunatamente sulla scogliera, e tutti coloro che erano a bordo sono salvi. Il servizio di Francesco Loi. La barca a vela è ancora sulla scogliera di Brucoli, nel siracusano. Ieri qui si è sfiorata la tragedia. Il forte vento, una tromba d'aria improvvisa, ha trascinato l'imbarcazione per decine e decine di metri. Noi eravamo all'ancora, ma visto che l'ancora non teneva, ho acceso il motore e nonostante ciò la barca non ce l'ha fatta perché la forza del vento era eccezionale, del tutto straordinaria e imprevedibile.
Lui era uscito di mattina partendo dal porto di Catania. Era con la figlia e 2 sue amiche. Doveva essere una giornata di relax sul mare e invece è finita così. E qui c'era il sole e anche quando è arrivato questa tromba d'aria non c'erano nuvole, le nuvole erano sul Catania dove pioveva fortissimo, si vedeva da qui, ma per il resto era tutto tranquillo. Ed è stata sempre una tromba d'aria a causare la tragedia nel Palermitano. Pensando a quanto accaduto lì, loro si sentono fortunati, o meglio, miracolati. Noi siamo molto più fortunati e l'operazione è stata gestita con tutta la tranquillità. Riparato qualche danno, la barca a vela lunga 12 metri con un albero di 14 tornerà in mare e dalla Guardia Costiera arriva il monito ai diportisti. Quando uscite, non sottovalutate mai il meteo. Se si ritiene di non avere le capacità o comunque di essere potenzialmente in una situazione di emergenza, non aspettare che la situazione si aggravi, ma richiedere assistenza. Adesso parliamo della cenere vulcanica, perché attorno a questo evento ci sono anche tante polemiche. I sindaci della fascia che sta sotto l'Etna non ci stanno, chiedono risorse per liberare le strade e le piazze dalla terra nera. In una lettera diretta al governo regionale e al governo nazionale dicono che la situazione ormai è insostenibile. Giusy Lazzaro. Nella riunione dei sindaci della fascia sotto l'Etna, tutti d'accordo nel chiedere interventi urgenti per la rimozione della cenere vulcanica da strade e piazze. Una linea comune che si concretizza con una lettera da inviare al governo regionale e nazionale per affrontare la crisi che stanno vivendo. Non ci stanno i sindaci a continui rimandi e a sostenere spese che non si possono permettere. Solo a Zafferana da luglio fino a agosto sono stati spesi 600.000 euro per la ripulitura del centro. La situazione è diventata insostenibile e i bilanci comunali sono impossibilitati a sostenere le ingenti spese. E la regione siciliana, dicono i sindaci, ha stanziato nella manovra estiva solo 1 milione di euro per tutti i territori colpiti. Il problema non coinvolge semplicemente i comuni, ma coinvolge anche i cittadini, perciò si pensava anche di proporre allo studio, al governo regionale, al governo nazionale, qualche forma di ristoro a favore dei cittadini. E non sono mancate le polemiche politiche. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha dichiarato che non si tratta di un'emergenza e per questo la richiesta della regione potrebbe diventare un risarcimento per lo stato di mobilitazione appunto per la cenere vulcanica. Chi dice che non si tratta di emergenza di fatto secondo noi sbaglia. Siamo in questo momento 15-16 sindaci in grande difficoltà, non possiamo essere così, come dire, disorganizzati, ma insieme alla città metropolitana, insieme alla protezione civile, insieme alla regione dobbiamo avere un piano cenere che ci permetta di ripulire le nostre città in sicurezza. E non c'è neanche un osservatorio di uno studio sui danni alla salute per gli abitanti dei comuni che respirano da settimane le polveri nere. E il Codacons chiede una verifica approfondita di Tombini, Caditoi e Pozzetti nel Catanese per prevenire i disastri in caso di forti piogge. Infatti, secondo il Codacons, l'accumulo di terra vulcanica può ostruire potenzialmente i sistemi di drenaggio delle acque piovane e ciò rappresenta una grave minaccia in caso di forti precipitazioni. La prima pioggia intensa a Catania fa emergere anche alcune criticità, non solo con le strade allagate, ma nei corsi d'acqua della zona industriale. Non regge lo sbarramento del canale Arci che defluisce a mare. Il servizio. Questo è quello che c'è oggi dopo la pioggia di ieri, inevitabile il riempimento dei canali che percorrono la zona industriale del canale Pantano all'altezza proprio dell'Arci, lungo la strada statale 114, dove è saltato lo sbarramento realizzato da poco da Sidra. Non va bene anche sul canale Forcile, sbarrato dalla vegetazione di Lemma. Ancora la situazione è questa. E sulla questione sbarramenti i pareri restano discordanti. Al posto della rete fognaria, attualmente carente, studi della facoltà di agraria suggeriscono, per evitare l'inquinamento dell'acqua che arriva al mare, di realizzare i sistemi di fitodepurazione e vasche lungo i corsi dell'acqua nella zona sud di Catania. La stessa zona che anche ieri ha presentato criticità con strade allagate nel quartiere di San Cristoforo, in via della Concordia e via Stella Polare. Disagi anche in aeroporto, chiuso per un'ora.
Ancora un atto vandalico, questa volta nella notte, ai danni della centrale idrica di Contrada Scacciaiazzo a Marsala. Ignoti hanno rubato i cavi elettrici in alluminio e danneggiato la centrale di pozzi Sinubio Stella 1 e Stella 2. Questo ha provocato il fermo di 8 pozzi su 13 con significativi disagi nell'erogazione di acqua potabile su tutto il territorio comunale. Una volta scoperto il furto è stata attivata la procedura d'emergenza e le squadre tecniche sono intervenute per valutare i danni e avviare le operazioni di ripristino. Nell'immagine che state vedendo appunto il danno causato appunto da alcuni ignoti. E adesso ci spostiamo invece a Taormina, dove il sindaco Cateno De Luca ha scoperto il motore di un condizionatore tra le mura delle cosiddette naumachie e i resti dell'antico ginnasio romano. Sui social se la prende con chi ha trattato con tale disprezzo un luogo di così grande valore storico e culturale. Vediamo. Siamo qui nelle famose naumachie. Risalgono all'epoca romana, uno dei posti più suggestivi di Taormina. Guardate in che condizioni è, ma la cosa bella qual è? La fantasia supera qualunque realtà. Hanno avuto anche la capacità di inserire un condizionatore. E allora è pensabile che i taorminesi abbiano questo rispetto di Taormina, dell'identità di Taormina. Beh, ora questo video lo manderò ovviamente all'autorità competente. Ha davvero dell'incredibile. Adesso ci spostiamo a Gela, oltre 1 miliardo di metri cubi di gas si comincia a estrarre da oggi nell'ENI del giacimento Argo Cassiopea al largo delle coste gelesi. Il gas immesso nella rete contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del paese. Il servizio è di Gerry Italia. Partita la primissima fase della produzione di gas del giacimento Argo Cassiopea lungo la costa gelese. Come annunciato lo scorso 26 marzo, Eni ha avviato la produzione di gas dal giacimento al largo del Golfo di Gela, il più importante progetto di sviluppo sul territorio italiano. Il gas, proveniente da uno dei 4 pozzi sottomarini perforati nei mesi scorsi nel canale di Sicilia, è stato trasportato tramite una linea sottomarina di 60 km di lunghezza fino all'impianto di trattamento di Gela. Qui il gas verrà trattato e poi immesso nella rete nazionale, contribuendo a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Il giacimento Argo Cassiopea, operato da Eni in joint venture con Energen, entra in produzione a soli 3 anni dall'avvio dei lavori. La produzione avviene tramite uno sviluppo interamente sottomarino, privo di impatti visivi e con emissioni prossime allo zero. L'installazione dedicata di 3,6 MW di pannelli fotovoltaici consentirà di raggiungere la neutralità carbonica sulle emissioni. Le riserve di Argo Cassiopea sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas e la produzione annuale di picco sarà di 1,5 miliardi di metri cubi. L'avvio dell'impianto consentirà ai territori interessati di recepire le royalties estrattive grazie alla nuova disciplina recentemente approvata all'ARS sulle estrazioni offshore. Ad inizio anno, infatti, è stata pubblicata la norma contenuta nella legge finanziaria regionale che apre al riconoscimento di una quota delle royalties che altrimenti avrebbe incassato solo la regione siciliana. L'articolo 21 della finanziaria prevede per Gela, Licata e Butera una quota del 30% pari a circa 15 milioni di euro all'anno. Taormina rende omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Al Teatro Antico è andata in scena a Madama Butterfly, il servizio di Orazio Longo. Questo personaggio mi porta tanti colori in mia voce, perché poi inizia a 15 anni, sì, vero, una bambina, che è una giapponese, vero? E poi diventa una donna che, diciamo, conosce la vita dura, quindi mi dà la possibilità di usare, diciamo, tanti colori vocali. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, il suo capolavoro Madama Butterfly rivive nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina con la regia di Chris Catena, una scelta, quella di commemorare il compositore, fortemente voluta dalla produzione del Sicilia Classica Festival. Il mio personale imprinting è soltanto renderla più una commistione tra moderno
e quella che è la tradizione. A dare voce e interpretazione alle musiche di Puccini, oltre alla protagonista Renata Vari nel ruolo di Madama Butterfly, anche il tenore David Banos in Pinkerton, il mezzosoprano Gabriella Leo in Suzuki, il baritono Giovanni Palminteri in Sharpless. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro il calciomercato delle siciliane.